Qui è Rapporto Napoli e ho portato una notizia esplosiva direttamente dai retroscena del mercato dei trasferimenti. E quando dico esplosiva, è perché questo potrebbe cambiare completamente il centrocampo del Napoli. Carlo Laudisa, uno dei giornalisti più rispettati quando si tratta di mercato dei trasferimenti, ha appena rivelato chi è il favorito del Napoli per gennaio. E preparate il cuore perché il nome è di peso. Stiamo parlando di Manu, del Manchester United. Proprio quello che avete sentito. Un giocatore dell'elite del calcio europeo, che gioca in uno dei club più grandi del mondo, potrebbe arrivare al Napoli. E attenzione, non è una semplice speculazione. Laudisa è stato categorico. Manu è il favorito su tutti gli altri nomi. E la parte migliore. Può arrivare in prestito e non influenzerebbe nemmeno la lista dei giocatori. Chi è Kobbie Manu? Prima di entrare nei dettagli della negoziazione, devi conoscere chi è Kobbie Manu. Manu è un centrocampista giovane, talentosissimo, che gioca nel Manchester United. Stiamo parlando di uno dei più grandi talenti della nuova generazione del calcio inglese. Il ragazzo ha una tecnica raffinata, una visuale di gioco assurda, sa marcare, sa creare, è completo. È quel tipo di giocatore che può ricoprire varie funzioni a centrocampo. Manu è cresciuto nelle giovanili del Manchester United e si sta già affermando nella squadra professionista. Ma ecco il punto. In una rosa gigantesca come quella degli United, a volte è difficile avere la regolarità di cui un giocatore giovane ha bisogno. Ed è qui che entra l'opportunità del Napoli. Il club potrebbe offrire a Manu la possibilità di essere protagonista, di giocare con frequenza, di svilupparsi sotto la guida di un allenatore vincitore come Antonio Conte. E c'è un dettaglio importantissimo: Manu è under 21. Questo significa che non influenzerebbe la lista dei giocatori del Napoli. Sarebbe un'acquisizione perfetta sia dal punto di vista tecnico che burocratico. La rivelazione di Carlo Laudisa. Ora veniamo a quello che Carlo Laudisa ha rivelato nell'intervista al programma Salite sulla giostra di Stile TV. Il giornalista è andato dritto al punto quando gli hanno chiesto del centrocampista che il Napoli sta cercando. E la risposta è stata chiara. Manu, del Manchester United, è il favorito su tutti gli altri. Laudisa non ha lasciato margini di dubbio. Non ha detto che Manu è un'opzione, non ha detto che è monitorato. Ha detto che è il favorito. Questo è molto diverso. E il giornalista ha spiegato i motivi. È un ottimo giocatore, ma soprattutto può arrivare in prestito e non incide nemmeno sulla lista, perché è under. Sarebbe l'acquisizione ideale per la squadra di Antonio Conte. Analizziamolo. Primo, ottimo giocatore. Laudisa riconosce la qualità tecnica di Manu. Secondo, può arrivare in prestito. Questo significa che il Napoli non deve spendere una fortuna per averlo. Terzo, non incide sulla lista. Questo risolve un problema burocratico. È la combinazione perfetta. Qualità tecnica più operazione fattibile più vantaggio burocratico uguale acquisizione ideale. E quando Laudisa dice che sarebbe ideale per la squadra di Antonio Conte, sta dicendo che Manu ha il profilo che l'allenatore cerca. E quando Conte vuole un giocatore, di solito ci azzecca. L'urgenza a centrocampo. Ma perché il Napoli ha tanta urgenza di prendere un centrocampista? La risposta è semplice: infortuni. Il centrocampo del Napoli sta soffrendo per numerosi infortuni. Giocatori importanti sono in infermeria e questo ha limitato le opzioni di Antonio Conte. Una squadra che sta lottando per il titolo non può dipendere solo da 2 o 3 centrocampisti. Serve avere opzioni, alternative, giocatori di qualità in panchina. E Manu sarebbe la soluzione perfetta per questo problema. Porterebbe qualità, gioventù, energia al centrocampo azzurro. Immagina questo scenario: Lobotka, Anguissa, Ammecito Minai e Manu a contendersi i posti a centrocampo. Sarebbe un reparto completissimo. Conte avrebbe opzioni per ruotare la rosa, per cambiare stile di gioco a seconda dell'avversario. E ancora, con Manu in rosa, gli altri centrocampisti non dovrebbero essere al 100% in tutte le partite. Ci sarebbe possibilità di riposo, di gestione dei minuti.
Questo è fondamentale in una stagione lunga. Il Napoli ha imparato la lezione, non si può dipendere da pochi giocatori. Serve una rosa robusta e qualificata. E l'arrivo di Manu sarebbe un passo importante in questa direzione. Altri nomi sul radar. Ma Manu non è l'unico nome che il Napoli sta monitorando. Carlo Laudisa ha rivelato altri obiettivi. Il primo è Frendrup. Questo nome circola già da tempo nei retroscena. È un centrocampista con caratteristiche diverse da Manu, più fisico, più combattivo. Ma secondo Laudisa, Frendrup non è il favorito. È nella lista, viene valutato, ma non è la prima scelta del Napoli al momento. Il secondo nome è Norton Caffey, del Genoa. Ma qui c'è un problema, bisognerebbe comprarlo, e questo costerebbe soldi. E nel mercato di gennaio, il Napoli preferisce operazioni più flessibili, come i prestiti. Call to action, like e iscrizione. E allora, napolista, sei emozionato per la possibilità di vedere Manu con la maglia azzurra? Allora fai questo. Se non sei ancora iscritto al canale, clicca ora sul pulsante iscriviti. È velocissimo e resterai aggiornato su tutte le bombe del mercato in prima fila. E se sei già iscritto e ti piacciono queste informazioni esclusive, lascia quel like furbo qui sotto. Aiuta tantissimo il canale a crescere e a portare sempre più notizie dai retroscena del Napoli. Forza! Like, iscrizione e attiva la campanella per non perderti nessuna novità calda in arrivo. Ora continuiamo perché ti spiego come sarebbe l'operazione per portare Manu e quali sono le sfide di questa negoziazione. Come sarebbe l'operazione? Bene, ora che hai lasciato il like e ti sei iscritto, capiamo i dettagli di come sarebbe l'operazione per portare Manu. Primo punto. Sarebbe un prestito. Questo è fondamentale. Il Napoli non dovrebbe sborsare 40, 50, 60 milioni di euro per comprare il giocatore. Sarebbe un'operazione temporanea. Secondo punto. Il Manchester United ci guadagna. Come? Semplice. Manu andrebbe in prestito, guadagnerebbe minuti in un club di alto livello, si svilupperebbe con un allenatore vincitore come Conte e tornerebbe al United più maturo ed esperto. Terzo punto. Il Napoli non dovrebbe aprire posti nella lista dei giocatori. Essendo Manu under 21, entrerebbe come giovane e non influenzerebbe la rosa principale. È un vantaggio enorme. Quarto punto. Sarebbe un'operazione a basso rischio. Se Manu arriva e non si adatta, il prestito finisce e torna in Inghilterra. Nessun impegno a lungo termine. Ma ovviamente ci sono sfide. Il Manchester United vorrà garanzie. Vorrà sapere che Manu avrà minuti in campo, che sarà ben trattato, che avrà opportunità di svilupparsi. E qui entra la forza di Antonio Conte. L'allenatore italiano è rispettato in tutto il mondo. I club si fidano di lui per sviluppare giovani talenti. Questo facilita tantissimo le negoziazioni. Un'altra questione, lo stipendio. Manu gioca nel Manchester United, un club ricchissimo. Probabilmente guadagna bene. Il Napoli dovrà vedere se può coprire il suo salario, anche se in prestito. Ma secondo le informazioni, questo non è un problema. Il Napoli è disposto a fare l'investimento necessario per portare Manu. La strategia di Conte e Manna. Ora capiamo la strategia completa di Antonio Conte e Giovanni Manna per il mercato di gennaio. Ecco il piano. Portare un centrocampista d'élite come Manu in prestito, risolvere il problema degli infortuni nel reparto, dare più opzioni tattiche a Conte, e fare tutto questo senza spendere una fortuna e senza influenzare la lista dei giocatori. È una strategia brillante. Mostra intelligenza di mercato, pianificazione, che il Napoli sta pensando a tutte le variabili. Conte ha detto chiaro a Manna: ho bisogno di un centrocampista di qualità, qualcuno che possa giocare subito, che non abbia bisogno di mesi per adattarsi. E Manna ha trovato la soluzione perfetta. Manu, un giocatore giovane, talentoso, che gioca ad alto livello nel Manchester United e che può arrivare in prestito. Ovviamente la negoziazione non è semplice. Stiamo parlando del Manchester United, uno dei club più grandi del mondo. Ma il Napoli ha argomenti forti, progetto tecnico solido, allenatore vincitore,
lega competitiva, città meravigliosa. E ancora, il Napoli sta lottando per il titolo di Serie A. Menu avrebbe la chance di contendere un campionato nazionale in un club di vertice. Questo è attrattivo per qualsiasi giovane. Cosa significa questo per il Napoli? Parliamo ora dell'impatto che l'arrivo di Manu avrebbe sulla stagione del Napoli. Primo, risolverebbe il problema di profondità a centrocampo. Il Napoli avrebbe 4 centrocampisti di alto livello per ruotare la rosa. Secondo, darebbe più flessibilità tattica a Conte. Con Manu disponibile, l'allenatore potrebbe provare diverse formazioni, diversi schemi di gioco. Terzo, porterebbe gioventù ed energia. Manu è un giocatore giovane, con fame di vincere, con disposizione a correre. Questo contagia l'intera rosa. Quarto, sarebbe un segnale per il mercato. Il Napoli mostrerebbe di pensare in grande, di voler competere al massimo livello, di non aver paura di andare dietro ai migliori giocatori. E c'è un punto importantissimo. L'arrivo di Manu allevierebbe la pressione sugli altri centrocampisti. Lobotka, Anguissa e MC Tominay non dovrebbero giocare tutte le partite. Ci sarebbe possibilità di rotazione. In una stagione in cui il Napoli sta lottando per il titolo, ogni dettaglio fa la differenza. L'arrivo di un giocatore della qualità di Manu può essere il differenziale tra vincere o perdere il campionato. L'aspettativa per gennaio. E ora la tifoseria del Napoli è in estasi per questa possibilità. Immaginate Manu del Manchester United con la maglia azzurra. È il tipo di acquisizione che emoziona, che porta speranza, che fa sognare i tifosi. Gennaio è proprio dietro l'angolo. Tra poche settimane si apre la finestra dei trasferimenti e le negoziazioni accelereranno. Il Napoli ufficializzerà le proposte, parlerà con i club, proverà a chiudere gli accordi. E Carlo Laudisa, che è un giornalista affidabile, ha indicato la strada. Manu è il favorito. Questo non è garanzia che accadrà, ma mostra che le negoziazioni sono avanzate. I napolisti sono ansiosi. Vogliono vedere il club che si rinforza, che investe, che la dirigenza lavora per costruire una squadra campione. E tutto indica che gennaio sarà un mese movimentato. Manu a centrocampo, Norton Caffey in fascia, magari un'ala destra. Il Napoli può arrivare molto più forte alla volata finale della stagione. Chiusura. E allora, napolista? Che ne pensi di questa bomba su Manu? Io, personalmente, sono molto entusiasta. Se il Napoli riesce a portare un giocatore di questa qualità in prestito, sarà uno dei colpi più grandi del mercato di gennaio. Manu ha tutto per diventare una stella. E giocare nel Napoli, con Antonio Conte, può catapultare la sua carriera a un nuovo livello. Lascia qui nei commenti. Conoscevi Manu? Pensi che andrebbe bene al Napoli? Che numero gli daresti da indossare? Commenta qui sotto. E non dimenticare, se non sei ancora iscritto, iscriviti ora. Se lo sai già, lascia quel like. E condividi questo video con tutti i napolisti che conosci. Seguiremo insieme questa negoziazione. La prossima settimana potrebbe portare novità su Manu. Resta collegato qui su Rapporto Napoli per non perderti nessuna informazione. Alla prossima, napolista. Forza Napoli sempre!